È riaperto il portale per la prenotazione delle visite a Venezia nei giorni del contributo d'accesso. La novità più importante riguarda il prezzo che potrà raddoppiare a seconda della data di prenotazione. 5 euro per chi prenota entro il quartultimo giorno dal suo arrivo, 10 euro per chi prenota dal terzo giorno antecedente alla visita. C'è poi un quasi secondo raddoppio. Nella primavera-estate 2025 i giorni in cui sarà in vigore il provvedimento salgono a 54 rispetto ai 29 del primo anno di sperimentazione. Una crescita che dipende anche dall'inserimento permanente del venerdì accanto ai soli sabato e domenica del 2024. L'aumento delle giornate di contributo d'accesso decisa dal Comune di Venezia va nella direzione auspicata dall'Associazione Veneziana Albergatori, che si augura un'estensione ampia del ticket assieme ad altri provvedimenti di gestione dei visitatori che arrivano in città. Il contributo d'ingresso, che a parere dell'Associazione Veneziana Albergatori dovrebbe essere ampliato ed esteso ad altre date e ad altre fasce della popolazione a seconda di determinati periodi dell'anno, e la creazione di terminals sulla gronda lagunare per iniziare a gestire seriamente il tema dei flussi turistici. Il contributo d'accesso 2025 inizierà con un blocco unico e lunghissimo dal 18 aprile al 4 maggio, per poi proseguire durante tutti i fine settimana, venerdì incluso, fino al 27 luglio. Eccezionalmente il contributo d'accesso sarà in vigore anche il lunedì 2 giugno, festa della Repubblica. Il contributo d'accesso è a carico del cosiddetto turista pendolare, cioè chi visita quella che il comune definisce la città antica di Venezia in giornata, alloggiando al di fuori del territorio comunale. Sono esentati dal pagamento tra gli altri i lavoratori pendolari, chi soggiorna in strutture ricettive dentro il comune, chi paga l'IMU a Venezia. Esenti dal pagamento e dalla richiesta di esenzione i residenti o nati nel comune di Venezia, i residenti nella regione Veneto e gli studenti pendolari.